Allora, buongiorno a tutti. A me è solo il compito di fare da gran ciambelliere e dare subito la parola per i saluti iniziali al rettore dell'Università degli Studi di Udine, professor Roberto Pintoni. Bene, grazie. Grazie Andrea, grazie al professor Zannini. Io vi do ovviamente il benvenuto qui in questa sede della nostra università, tra l'altro sede della nostra scuola superiore e naturalmente saluto e ringrazio non solo gli organizzatori, Andrea Zannini, Stefano Santoro e Guido Krainz, che fanno parte della consulta che è stata istituita dalla nostra regione, ma anche gli altri relatori naturalmente che daranno lustro a questo incontro, Irene Guerini, Marco Pluviano, Paolo Gubinelli, Giulia Sattolo e Lucio Fabi. Allora, per quanto mi riguarda, al di là del piacere sempre ad ospitare dei convegni scientifici in una università come la nostra, che è una giovane università cresciuta nel e per il territorio, che è assolutamente innegabile, e quindi questi sono motivi anche di vanto e di orgoglio. Io devo però fare anche un ringraziamento al presidente Piero Mauro Zanin, un apprezzamento soprattutto anche da cittadino per la determinazione e la volontà con cui ha voluto ha portato avanti questa richiesta, questa legge regionale, in attesa peraltro che vi siano dei pronunciamenti o delle leggi, dei decreti nazionali che possano dare l'avvio a questo percorso, processo, quantomeno di riconoscimento e soprattutto per portare a conoscenza di tutti cosa sta dietro questa pagina particolare, di cui fra l'altro il nostro Friuli è stato in qualche modo testimone. Però mi piace anche aggiungere a questo apprezzamento l'apprezzamento di aver costituito una consulta, cioè in poche parole essersi affidato, e è il motivo anche per cui oggi c'è questo convegno, degli studiosi, il presidente Guido Krainz, Stefano Santoro e Andrea Zannini, per cui l'approccio a questo argomento avviene, come nostra consuetudine, come consuetudine degli studiosi e l'università in particolare, scientifico, quindi per trovare il modo anche di dare non solo delle spiegazioni o delle motivazioni emozionali, diciamo, ma quanto dei riscontri storici che aiutino effettivamente a costruire questo ovviamente, come mi insegna sempre Andrea Zannini, serve la storia, ma non solo. È chiaro che poi una volta che avviene la ricostruzione e c'è un'analisi scientifica come si deve essere poi resa pubblica e deve diventare patrimonio di tutti. E questa è una missione, tutto sommato, che gli studiosi in università hanno in particolar modo. Quindi dal mio punto di vista questo, che è un momento di restituzione del lavoro di questa consulta, però è anche un momento di confronto scientifico aperto, e quindi, come si fa sempre nella scienza, si dibatte pure con altri esperti e studiosi, non solo del mondo dell'università, anche della società civile, che vogliono dare un loro contributo. Quindi questo sarà un primo passo, però ecco, mi fa piacere che ci sia stato questo percorso che prevede non solo una componente istituzionale, quindi una legge regionale che parte. Mi sembra che anche il Veneto stia ragionando sul fare esattamente, adesso non per questioni magari di assonanza politica, ma insomma una legge di questo tipo. Io sono veneto e per molto tempo ho passeggiato per l'altopiano di Asiago e quant'altro, quindi lì c'è sicuramente un grande teatro di questi di cui si parla, ma non si ha contezza in realtà, e quindi può diventare anche una apripista, un battistrada anche per ulteriori dialoghi e soprattutto confronti a livello nazionale, per portare poi a una consapevolezza nazionale. È già stata istituita, lo ricorderà probabilmente il Presidente Zanin, una giornata, mi pare sia stata già celebrata la prima, a Cercivento, in cui peraltro una parte del convegno, si dice non solo Cercivento, quindi questo sicuramente ci deve fare riflettere, e
Quindi, così come c'è stata la prima giornata, questo è il primo convegno che sicuramente darà luogo ad altre e approfondite discussioni. Quindi grazie a tutti per lo sforzo che si fa non solo per organizzare, ma grazie alla partecipazione, grazie a tutti i contributi che potranno venire dai relatori e da chi ascolta per portare a galla sempre e comunque un patrimonio storico che deve diventare di tutti. Quindi buon lavoro e grazie ancora Andrea. Grazie, magnifico. Ora il messaggio del Presidente Zanin, che non ha potuto essere per impegni istituzionali fuori d'Italia e ci ha mandato questo video. È con grande soddisfazione e anche orgoglio che porto il saluto del Consiglio regionale e mio personale a questo importante momento di riflessione ed approfondimento. E la Regione Friuli-Venezia Giulia, prima regione in Italia, ha approvato all'unanimità dei consensi del Consiglio regionale una legge sulla restituzione dell'onore ai fucilati per l'esempio. Partendo da un caso emblematico, quello di Cercivento, dei 4 alpini che furono fucilati per aver disubbidito a un ordine suicida. Soldati che avevano conoscenza del territorio e che avevano proposto ai loro comandanti una strategia diversa. Solo per questo, con un processo sommario, furono fucilati. E questa ingiustizia rimase profondamente nel cuore dei cittadini di Cercivento e di quelle parti della nostra amata Carnia, perché fu tramandata questa ingiustizia nel tempo e fu mantenuta questo ricordo di questi alpini che furono ingiustamente giustiziati. E proprio per una ricerca di giustizia, dopo un impegno durato anni, studi, ricerche e anche dopo una presa di posizione da parte degli altri paesi europei che hanno fatto i conti del loro passato e dopo una serie di iniziative andate male purtroppo nei confronti del Parlamento italiano, il Consiglio regionale anche su iniziativa del senatore Franco Corleone e del professor Guido Krajnitz ha definito una norma che da una parte prevede la restituzione dell'onore ai 4 fucilati di Cercivento, istituendone la giornata il 1° luglio di ogni anno, ma dall'altra contribuendo a continuare la ricerca su altri casi, perché sono circa dai 700 ai 800 i casi di soldati fucilati per l'esempio. E quindi oggi il convegno di oggi è un completamento insomma, della prima parte delle previsioni della norma che appunto hanno portato al convegno che oggi voi assisterete e agli approfondimenti che gli illustri relatori ci faranno. Voglio ringraziare la consulta perché la legge ha istituito anche una consulta per gli approfondimenti presieduta dal professor Andrea Zannini, partecipata dal professor Guido Krajnitz e dal professor Stefano Santoro. Saluto il relatore Nicola Alabanca che introdurrà i lavori e poi i 5 ricercatori che affronteranno casi particolari. E questo per far sì che nel corso del lavoro di questa consulta e dell'attenzione del Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia si possa arrivare a scrivere una volta per tutte una pagina di giustizia e una pagina anche di restituzione dell'onore, perché finché non facciamo i conti fino in fondo con quello che è stato, non c'è la possibilità di poter guardare a quei fatti orribili, a quella guerra tragica, con tutti con lo stesso sguardo e tutti con la stessa fierezza e lo stesso orgoglio. Buon lavoro a tutti. Grazie, passo ora la parola a Luca Boschetti che è consigliere regionale del Friuli Venezia Giulia, già sindaco di Cercivento. Forse quello è meglio. Grazie e buon pomeriggio a tutti. Allora, per me è un onore essere qua oggi a portare il saluto della Regione, ma anche del Comune di Cercivento, di cui sono stato sindaco dal 2014 al 2018, esperienza che mi ha visto poi candidarmi in Regione e lasciare un anno prima della naturale scadenza. Ringrazio il padrone di casa, il rettore Pinton e il professor Zanini, perché senza di loro, oggi come oggi, non saremo qua con la consulta a parlare di fucilati, fucilazioni e tutto quello che ancora non sappiamo, non solo di Cercivento, ma anche di altre storie che comunque sono successe sul nostro territorio regionale. Io dico che parlarne ancora serve e ha servito in tutti questi anni per arrivare ai giorni nostri a quanto è successo
con la legge regionale di riabilitazione, ma non solo. Io ho avuto la fortuna di conoscere 3/4 dei miei nonni. Mia nonna paterna era del 1900, cavaliere di Vittorio Veneto. Mia nonna materna era del 1909, pertanto la prima guerra mondiale l'hanno presa in pieno. Devo dire che nella coscienza di queste due persone non ho mai sentito parlare dei fucilati di Cercivento, ma probabilmente perché la coscienza di quel tempo, di quelle persone, ha fatto sì che questo, quanto caduto il 1° luglio del 1916 e i giorni antecedenti, venisse un po' cancellato dalla memoria, perché comunque era un fatto brutto, perché comunque ha rappresentato per la comunità di Cercivento un fatto increscioso. La fucilazione di 4 alpini, oltretutto carnici, 3/4 erano carnici, 1 era di Maniago, ha rappresentato indubbiamente un qualcosa di osceno e per la gente del posto da cancellare, o meglio, da non ricordare. E questo è quello che secondo me è successo per moltissimo tempo, fin quando si è iniziato a parlare di questa vicenda. Per sbaglio? Forse sì, da un ritaglio di giornale trovato nel mercatino delle pulci a Parigi, ok. Però il parlarne ha servito appunto per arrivare ad oggi, a produrre la legge regionale, a capire che la piccola comunità di Cercivento nel 1996 ha eretto un cippo in onore ai 4 alpini fucilati contro tutto e tutti. Però oggi come oggi, nel 2022, siamo consapevoli che il 1° novembre la comunità di Cercivento, insieme ai bambini della scuola elementare di Cercivento, Trepoli e Gossulo, si recano nel cippo dei fucilati come si recano al monumento ai caduti. Per noi il 4 novembre non è solo il monumento ai caduti, è il monumento ai caduti di tutte le guerre più il cippo dei fucilati, perché per noi i 4 alpini sono caduti per la patria. E questa è la cosa più importante, ma la cosa più importante appunto è che il continuare a parlarne, e qui vedo in sala l'onorevole Carpenedo che è uno di quelli che per primi ha iniziato a studiare anche questa storia, questa brutta vicenda. Il continuare a parlarne porterà sicuramente a un convegno come quello di oggi per capire che non esiste solo Cercivento, perché lo sappiamo, non esiste solo Cercivento, esiste appena fuori dal confine, oltre Sappada, il battaglione Fenestrelle, passato processo, non eseguita la sentenza, esiste la brigata Catanzaro e noi insieme agli storici vogliamo capire se ci sono altre storie come quelle di Cercivento, perché è giusto fare i conti con il passato ed è giusto che anche lo Stato prenda in mano una volta per tutte una legge di riabilitazione come ha fatto la nostra regione, che abbiamo fatto noi, ma è giusto sapere anche che a noi non ci importa sapere chi ha sbagliato perché hanno sbagliato l'ordine, a noi ci importa sapere e vogliamo sapere che questi signori, cioè chi è morto per mano italiana, è morto ingiustamente e merita rispetto. Pertanto più se ne parla e meglio è. Pertanto avanti così, continuiamo ad andare avanti. Io sono convinto che Cercivento è solo la punta di un iceberg, va bene, però questo è importante, lo dobbiamo sicuramente per chi ha difeso i confini della nostra patria oltre 100 anni fa. Grazie. Grazie al consigliere Boschetti e grazie al rettore Pinton per i loro indirizzi di saluto. Oltre al senatore Diego Carpenedo voglio salutare anche il senatore Franco Corleone che ha dato un contributo fondamentale a proseguire con la memoria civile e il racconto e la ricostruzione di questi fatti. Grazie. Passo ora la parola al collega Stefano Santoro che condurrà i lavori di oggi pomeriggio e soprattutto al Presidente della Consulta regionale storica per le fucilazioni e decimazioni per l'esempio, cioè il professor Guido Krainz, al quale passo subito la parola. Grazie Andrea. Non solo Cercivento. Ecco, il titolo del nostro convegno non evoca solo l'ampiezza quantitativa delle fucilazioni per l'esempio nell'area della nostra regione,
ma anche la complessità del fenomeno, ne accennava già il consigliere Boschetti, e la ricerca storica ci aiuta a cogliere questa complessità e a cogliere meglio una vicenda significativa della storia italiana. Ecco, a Udine questo convegno viene dopo quello tenuto nel centenario della fucilazione degli alpini di Cercevento. Gli atti sono stati pubblicati a cura di Andrea Zannini e Luciano Santin, fucilati per l'esempio, e al tempo stesso però è il primo passo di un percorso reso possibile dalla legge regionale, e quindi è importante fissarne sinteticamente le ambizioni e i limiti. Ma il primo obiettivo naturale è collocare la realtà della nostra area nel più generale scenario nazionale e internazionale e nel più generale dibattito storiografico su quegli eventi. A questo è dedicata la relazione introduttiva di Nicola Labanca, e l'approccio comparativo prosegue con la relazione di Paolo Gubinelli sulle rivolte militari in Europa, nelle quali si colloca con grande rilievo quella della Brigata Catanzaro a Santa Maria la Lunga, con i problemi che pone. È il riferimento agli ammutinamenti dell'altipiano di Craon che iniziò la riflessione francese su questo tema, e ascoltando la relazione di Marco Fluviano verranno alla mente, io credo, le parole con cui già nel 1998 il presidente francese Jospin ricordava proprio a Craon i fucilati per l'esempio, auspicando che fossero reintegrati pienamente nella memoria nazionale. Uomini che avevano duramente combattuto, disse Jospin, spossati da attacchi condannati in partenza, immersi in una disperazione senza fondo, vittime di una disciplina il cui rigore era pari solo alla durezza dei combattimenti. Parole non diverse da quelle scritte molto tempo prima da Gabriele D'Annunzio in riferimento alla eroica Brigata Catanzaro, così la chiama, dissanguata dai troppi combattimenti, consunta in troppe trincee. Verrà alla mente anche l'indirizzo di saluto del presidente Mattarella all'importante convegno su questo tema che si tenne a Rovereto nel 2015. Credo che il consigliere Boschetti lo ricordi molto bene, intervenne. La memoria dei 1000 più italiani uccisi dai plotoni di esecuzione, disse Mattarella, interpella la nostra coscienza di uomini liberi e il nostro senso di umanità. E sempre in relazione a Santa Maria la Lunga, Giulia Sattolo analizzerà la memoria di quegli eventi. E sappiamo quanto la memoria sia stata importante a Cercivento, e sappiamo anche come il rapporto fra storia e memoria sia un nodo molto irto, molto complicato, non semplice. Quindi è necessario comprendere meglio quegli eventi nel più generale clima e nella più generale ingiustizia militare in cui si collocano. Per comprenderlo appieno, in un'area come la nostra, quella della nostra regione, che all'inizio della guerra era divisa fra due appartenenze, abbiamo scelto di considerare anche le uccisioni di Villesse alla fine di maggio del 1915, di cui ci parlerà Lucio Fabi. Un episodio che non rientra direttamente nell'ambito specifico della legge regionale, ma che è necessario tenere molto presente, ove si voglia considerare questa vicenda nella sua interezza. Completa, in qualche modo, lo scenario di quei 1000 più militari fucilati per l'esempio evocati dal presidente Mattarella. Ecco, ma quante di queste fucilazioni riguardano appunto la nostra area? Irene Guerrini potrà darci una prima risposta per quel che riguarda le oltre 300 fucilazioni senza alcun processo, solo una parte del quadro d'insieme, e discende da qui, io credo, anche il nostro percorso successivo. In primo luogo una ricognizione generale, affrontando le difficoltà che gli studi già indicano. Una ricognizione che comprenda anche quelle centinaia di fucilazioni decise comunque da processi, anche se processi sommari, processi farsa come quello di Cercivento. Ecco, quante di queste avvengono nella nostra area e quali caratteristiche hanno, che panorama vengono a disegnare. Ma altre direzioni di ricerca potranno naturalmente esserci ed è un compito molto impegnativo. Potremo iniziare a misurarci con esso, io credo, solo promuovendo nuove indagini storiografiche, anche con borse di ricerca per giovani studiosi, che è già possibile iniziare a bandire grazie alle opportunità offerte dalla legge regionale. Opportunità preziose. Anche questo, credo, è il nostro compito, favorire nuove ricerche. E di questo discuteremo nella prima riunione della consulta dopo questo convegno. Quindi è un percorso non breve, quello che iniziamo oggi, e in questo spirito auguro a tutti noi un buonissimo lavoro.
ringrazio il professor Guido Kreintz e quindi a questo punto inviterei il professor Nicolè Labanca per la relazione introduttiva, il professor Nicolè Labanca dell'Università di Siena, che ci parlerà dei fucilati della Grande Guerra, lo stato della ricerca storica. Veramente molte grazie per l'invito. Credo sia una cosa importante per l'Italia che questa regione abbia emanato questa norma sotto la spinta, direi, convergente, politica e scientifica, culturale, e proverò a fare alcune considerazioni generali. Il tema, come voi lo sapete, è delicato, difficile e, come assai ben detto proprio un minuto fa Guido Kreintz, si trova all'incontro fra storia pubblica e storia, fra opinione pubblica e ricerca, una volta si sarebbe detto fra popolo e scrittori, o scrittori e popolo a seconda. Per tale ragione parlerò di memoria nel senso di memoria pubblica, cercherò di precisare una categoria, parlerò di ricerca storica di oggi e domani. E mi fa molto piacere poter parlare dopo quanto ha detto il magnifico rettore, proprio all'incrocio tra motivazioni emozionali e ricerca scientifica, mi pare siano queste state le sue parole, che sono state poi rafforzate da quelle del consigliere Boschetti quando ha detto, consigliere che io ho avuto il piacere di incontrare appunto a Rovereto quando era sindaco, quando ho osservato che parlare serve e direi non ma serve anche la conoscenza. Partiamo quindi dalla memoria pubblica. Mi pare evidente che, ad essere onesti, in generale gli italiani non sanno, non di Cercivento, ma non sanno della questione dei fucilati, per l'esempio. Certo, a Cercivento si sa, certo, forse in Friuli si sa, ma nel nord Italia, nella penisola, solo con qualche forzatura si potrebbe dire che si sa. Ovviamente oggi gli italiani e le italiane sanno molto di più che nel passato, grazie a gran parte dei relatori che sono qui presenti oggi. Però penso ci sia ancora molto da fare per reintegrare questo episodio, questa vicenda, nel quadro della memoria nazionale della Prima Guerra Mondiale. Se comunque dovessimo presumere che qualcosa è circolato della vicenda dei fucilati, una periodizzazione in più momenti potrebbe essere delineata. Io ne delineo 6 di momenti, ci saranno un po' di elenchi lunghi, ma si tratta di un secolo e quindi un po' di tempo ci vuole. Al primo momento, all'inizio, al tempo stesso, che era il tempo dei testimoni, loro sì che in contemporanea alla guerra sapevano, anche se avevano visto e conoscevano solo dal loro angolo visuale, dalla loro trincea, certo, sapevano confrontare le diverse vicende. E anche alle istituzioni sapevano, perché stavano operando la repressione. Secondo momento, pochi anni più tardi, al tempo del ventennio fascista, tutto invece fu fatto per dimenticare quello che si sapeva, semmai per mitizzare i combattenti e per dimenticare i fucilati. Per i familiari dei fucilati fu un periodo non meno duro di quello della guerra, con i propri morti seppelliti senza la croce a cui erano affezionati, e mentre i familiari degli altri ricevevano i sussidi ed i loro caduti erano glorificati nell'Albo d'Oro e nei monumenti. Comunque, il tempo passava. Un terzo tempo, che è il tempo della Repubblica ormai, della cosiddetta Prima Repubblica, io metto 0 agli studenti che mi parlano di Prima e di Seconda Repubblica, perché non c'è stato nessun cambio di Costituzione, diciamo nei primi decenni della Repubblica Democratica, e a quel tempo fu forse drammaticamente il tempo della maggiore dimenticanza. Le generazioni anche per i familiari passavano, mentre gli altri praticamente non sapevano più. Solo chi leggeva libri di storia o talora articoli o note a piedi pagina dei libri di storia poteva sapere qualche cosa. Come è stato ricordato, quarto tempo della memoria pubblica, attorno al 1990, col cadere delle grandi narrazioni, con la necessità di sopperirne con altre,
e con altri miti, è noto, qualcuno iniziò ad occuparsene. Fu in quel decennio che Cercivento Mario Flora, ormai non più Ortis Flora, avviò il suo grande impegno. Fu da allora che si iniziò a far ricordare e a ricordare, cioè a sollecitare un ricordo che, come è stato detto proprio qualche secondo fa, era stato soppresso, a rappresentare e a riappropriarsi di quella vicenda. Fu questo il tempo in cui furono messe le basi per il cippo di Cercivento con la sua stella alpina, per i nomi delle strade, per la risoluzione di una commissione parlamentare propugnata da Franco Corleone e per altre rappresentazioni memoriali. Quinto tempo. Il centenario della Prima Guerra Mondiale, rappresentato ovunque e anche in Italia al momento in cui il ricordo si è riaffacciato. Direi meglio, una memoria pubblica si è presentata ed è stata costruita, perché come è noto può essere talora, più che un ricordo, una costruzione che si radica e si diffonde. E in queste ricorrenze che mobilitazioni si attivano, militanze si improvvisano, nuovi monumenti si ereggono. Sono i processi normali dell'invenzione di una tradizione così ben studiati da Hobsbawm e Ranger. Ad agitare la memoria nazionale in quegli anni, senza per questo sottovalutare le attività dei politici o dei memorialisti, io credo ci hanno pensato soprattutto gli scrittori, da Paolo Rumiz a Wu Ming, ognuno con una propria curvatura del ricordo o della proposta di ricordo, ora lirica, ora combattiva e guerrigliera. È stato in questo contesto più ampio, quello del centenario, che in Parlamento da un lato si sono agitate iniziative attorno all'ipotesi di un atto legislativo che ridesse l'onore ai fucilati d'Italia, proprio mentre dall'altro lato, nello stesso Parlamento, si accumulavano enormi preoccupazioni. Non è necessario in questa sede ripercorrere nel dettaglio tali iniziative parlamentari, basterà ricordare che vari sono stati i disegni di legge, che uno di questi è arrivato ad un passo dall'approvazione, che è stato riscritto e di fatto bloccato. Successivi disegni di legge hanno poi tentato di riprendere la strada, ma ad oggi l'esito non è scontato. Di certo possiamo dire che il centenario non ha figliato, se si esclude, a mio avviso, l'attività dei narratori o dei drammaturghi. Io non mi occuperò di altri linguaggi visivi, teatro, cinema, che fanno la novità degli anni del centenario. Sesto punto, sesto tempo, oggi o meglio ieri, e comunque fuori ormai dal centenario, io credo che 3 importanti atti concreti sono stati compiuti e vadano ricordati e rivendicati. I primi 2 obiettivamente sono venuti dall'amministrazione militare nel novembre 2021 e il 1 luglio 2022. Nella prima data una lapide è stata affissa a Roma nella sala delle bandiere del Vittoriano. Nella seconda, per la prima volta, i 4 alpini che a Cercivento furono fucilati come disertori hanno ricevuto l'omaggio militare del 3° Reggimento Terrestre da Montagna di Remanzacco, una scelta del comandante delle truppe alpine sicuramente comunicata, ma non so quanto concordata con lo Stato Maggiore più alto, in occasione della seconda giornata regionale di restituzione dell'onore. Il terzo importante atto concreto, ovviamente, sia pure per adesso di valore prospettico, è di poco precedente ai 2 ora nominati e consiste nel fatto che nel 2021 la Regione Friuli ha approvato questa importante legge programmatica, istituendo appunto una giornata nazionale della restituzione dell'onore ogni 1° luglio e creando la consulta di cui si è detto. Altre regioni e altri comuni sono sembrati attivarsi, anche se talora più a parole che nei fatti non ho notizie su eventuali passi concreti dell'iniziativa del Presidente del Consiglio regionale Veneto. Quindi, memoria. È quanto avvenuto dopo il centenario un risultato adeguato alla vicenda? Adesso tutti ricordano? Direi che sia presto per esultare, solo a seconda di come, quanto e in quale direzione si farà e si potrà dire di aver messo le basi perché gli italiani sappiano o, se si vuole, ricordino. È solo certe condizioni che una memoria dell'opinione pubblica potrà costruirsi e radicarsi. Mi soffermerei adesso sulla categoria, su cui qualche volta ho letto cose oscillanti. A me era stato chiesto di dettagliare lo stato della ricerca, ma credo esso si comprende solo se inquadrato appunto sullo sfondo più ampio di quanto il Paese generale ricordi, ed è quello che ho detto sino adesso. Però, come per qualunque ricerca, è evidente che essa
debba basarsi su una categorizzazione rigorosa più di quanto talora è stato fatto. Certo, ci furono le fattispecie per cui questi soldati furono giudicati, gli articoli del codice penale militare, e spesso la categorizzazione è fatta in base al reato per quali furono puniti. Ma mettendo per un attimo da parte questo, credo che si possa fondare una categoria adeguata su cerchi concentrici. Mi spiego. Al cuore abbiamo la vicenda dei fucilati per giustizia sommaria, senza alcun procedimento. Nel secondo cerco, un po' più ampio, c'è la vicenda dei fucilati giudicati con procedimenti sommari di tribunali straordinari di guerra. Nel terzo cerchio, infine, sta la vicenda dei fucilati, ma potremmo dire dei condannati, in generale, a seguito degli ordinari procedimenti giudiziari dei tribunali militari di guerra. Queste sono, credo, le fondamentali differenze che dobbiamo avere in mente, anche se è chiaro, le differenze fra i cerchi sono porose e molte vicende tengono dell'una o dell'altra realtà, ma sono tre realtà diverse che non possiamo confondere. Di più, come dirò verso la fine, non possiamo isolarne una a scapito delle altre, una ignorando le altre, perché sennò finiamo che quella di cui ci occupiamo, che potrebbe essere il cerchio, la materia più oscura, più repellente anche al giudizio morale, funga da alibi per l'ignorare tutto il resto. Però andiamo alla evoluzione della storia, della ricerca storica. Chiarite definizioni e contesti, una periodizzazione anche della ricerca storica in più momenti, a mio avviso, è facilmente individuabile. Primo tempo, che era di nuovo il tempo della guerra, il tempo stesso degli eventi, che non è il tempo della ricerca, però è il tempo su cui è il primo tempo di una serie, e il primo tempo era segnato da una stigmatizzazione di questi eventi. E questo era comprensibile in Italia al tempo, in una guerra che non era, come in altri paesi democratici, una people's war, una guerra sentita o comunque propagandata per essere sentita, una guerra di popolo, e che era stata fatta in Italia senza un'union sacrée, senza un coordinamento dei governi. È stata fatta da una parte del paese, ovviamente contro il nemico esterno, ma anche contro una parte del paese stesso. Secondo tempo, poco più tardi, nel primo dopoguerra, che anche questo non fu certo il tempo della ricerca, ma cominciò ad essere il tempo delle rivelazioni e dei dibattiti, quando le notizie potevano circolare. E queste prime notizie vennero con i lavori della commissione d'inchiesta su Caporetto. Quando la censura politica della stampa fu sollevata, anche i giornali, penso per esempio all'Avanti, fecero più volte riferimento alla durezza della giustizia militare cardorniana e ai fucilati. E se ne parlò molto nella Camera, sia pur riunita in comitato segreto, a simbolo di un'intera gestione della guerra. Se ne era parlato a simbolo di un'intera gestione della guerra. Terzo tempo, più avanti, al tempo del fascismo, che pure invece avrebbe potuto cominciare ad essere il tempo della ricerca. Si pensi alla Francia e a quanto ha pubblicato nel 1929 Jean Norton Crew sui testimoni. In Italia al tempo del fascismo il silenzio cadde pesante. Riferimenti, certo, ma obliqui a fucilazioni sommarie emergevano nel mare magnum della memorialistica o della letteratura di contestazione, a partire ovviamente da Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, ma erano riferimenti appunto obliqui, dispersi, e i limiti di diffusione di quella letteratura alla Remarque, come quella di Lussu, sono evidenti nel fatto che il volume fu edito a Parigi, lo ricordo, nel 1938 e solo nel 1945 in Italia, così come La marcia su Roma lo fu rispettivamente nel 1932 e in Italia di nuovo solo nel 1945. Quindi era difficile sapere al tempo del fascismo. E non ci risulta che echi specifici della vicenda dei fucilati comparissero nel migliore dei volumi di quel ventennio, I momenti della vita di guerra di Adolfo Modeo del 1934, né negli scritti degli stessi anni dell'allora giovane storico militare Piero Pieri. Quarto tempo.
Salvo accenni cursori, il silenzio sul sistema giudiziario cadorniano e militare e sulla sua centralità nella guerra italiana continuò anche nei primi decenni della Repubblica. E per tale ragione, tecnicamente, cronologicamente, non possiamo definirlo un silenzio fascista, una rimozione fascista. L'unico a recuperare l'aspetto della giustizia militare nella storia generale della guerra italiana fu di nuovo Piero Pieri, che adesso, caduto il regime, poteva esprimersi liberamente. E nel volumetto del 1958, poi 65, Pieri incorporò il tema della giustizia militare nella sua storia della Grande Guerra. Negli stessi anni anche la pubblicazione del Diario di Gatti, curata dal cattolico Alberto Monticone, faceva emergere episodi di giustizia draconiana o addirittura sommaria. Ma il tema smise di essere solo accennato e non ricercato nel volume di Giorgio Rochat del 1967, che, sia pure per il momento in una nota ampia, riportava i dati fondamentali della severità della giustizia militare italiana di guerra. La pesantezza dell'azione della giustizia militare ebbe inoltre un ruolo centrale nel volume di rottura di Mario Snenghi sui miti, i vinti di Caporetto nella letteratura di guerra. Centrale e non sottovalutabile in tutto questo fu poi, un anno, 2 anni dopo, il ruolo dello straordinario volume di Enzo Forcella, allora cinquantenne, e di un Alberto Monticone, allora 37enne, quindi relativamente giovane, dal titolo Plotone di esecuzione, i processi della Prima Guerra Mondiale. Il saggio di Monticone fu poi edito nel 1972. L'antologia di sentenze della giustizia militare organizzata da Forcella e Monticone interessava agli autori per rompere con il mito patriottico e per far emergere la pesantezza repressiva della guerra cadorniana, per far parlare i soldati. Con questo giudizio, la giustizia militare italiana e i suoi fucilati entrarono anche nella sintesi di Piero Melograni del 69. Vedete, sono anni tutti simili, ma sono uno diverso dall'altro e uno dopo l'altro, che ambiva a superare il volumetto di Pieri e certamente si basava su una ricerca documentaria più ampia, per quanto tutt'altro che completa, e si intitolava il volume Storia politica della Grande Guerra, a dimostrazione che voleva scriverne e poteva scriverne solo una parte. E poi sarebbe ritornato in una sintesi storiografica di Rochat di qualche anno dopo. Il culmine di questo forte rinnovamento si sarebbe avuto nel 1993, nello studio di Giovanna Procacci, Soldati e prigionieri italiani nella Grande Guerra, con una raccolta di lettere inedite. Un qualche spazio ho ritenuto necessario concedere a questi studi sicuramente noti e fondamentali, e ad oggi certo approfonditi da monografie più specifiche, perché fu con essi che la questione fu per la prima volta tematizzata e soprattutto inserita nel contesto generale dell'interpretazione della guerra italiana. Vi si è fatto anche un qualche cenno più largo rispetto ad altri testi e ad altri autori più recenti, perché a differenza di questi, i loro autori negli anni 60 lavorarono da ricercatori quasi sempre non agevolati dai tempi loro, in contrasto cioè con la memoria, che in quegli anni equivaleva ad oblio, e all'opinione pubblica del tempo. Quinto tempo. Gli anni 90, come abbiamo visto, furono anni di riaccensione della memoria. Non lo furono però in termini di ricerca. L'interpretazione generale della guerra sembrava assestata e mancò la disponibilità di nuove fonti d'archivio. La ricerca, insomma, si fermò. E lo fece proprio mentre invece appunto ripartiva l'opinione pubblica, che potremmo dire finalmente leggeva i libri degli storici. A livello di pubblicazioni fu questo semmai il momento degli storici locali, dei ricercatori appassionati, degli scrittori. Negli anni 90 Pol e De Stales ripubblicarono Le Schiutta, ma soprattutto Carbanedo e Caldiron scrissero magnificamente narrando. Più accurato, ma anch'egli tendente a dare un'interpretazione umana, umanissima al dramma militare, della giustizia militare, e quindi un'attenzione umana, prima ancora che politica e storica, fece negli stessi anni Luciano Viazzi, che aveva raccolto alcune testimonianze della giustizia militare di guerra. In un certo senso possiamo dire la memoria si cibava di quanto già avevano scritto gli storici, mentre in quegli anni 90 gli storici tacevano. Sesto punto, sesto tempo.
Come è noto, la ripartenza vera degli studi sulla giustizia militare della Grande Guerra, in particolare sui fucilati, è stato il merito di Irene Guerlini e Marco Pluviano. Nel 1998, partecipando ad un convegno organizzato da Lucio Fabi, annunciavano la relazione di Tomasi. Quando ad essa hanno potuto unirvi gli allegati a quella relazione, che non stavano a Milano dove avevano lavorato loro, ma stavano a Torino, allegati che Giorgio Rochat aveva donato loro, hanno avuto le fonti per poter comporre il fondamentale volume del 2004 con Gaspari, anch'esso, e non so se c'è qui, editore e rieditore storico di Giorgio Rochat. È stato con questo libro che, diciamolo, è ripartita la ricerca. A quello avrebbero fatto seguito un altro volume nel 2007, sempre con Gaspari sulla Catanzaro. Si tratta di testi ormai molto noti agli specialisti e hanno una struttura composita. Ampi e acuti saggi affiancano una ricca antologia documentaria, più o meno come avevano fatto Forcello e Monticone. Rispetto a questi, la condanna degli autori sembrava adesso andare non solo alla guerra cadorniana, ma alla guerra in generale. Non ci sono stato solamente Guerrini e Pluviano, per quanto a loro vada la mia personale simpatia. Maffi in negativo ha raccontato la biografia di un ufficiale che fucilare non volle e che di questo pagò con la propria carriera. Gubinelli, con le sue competenze giuridiche, ha potuto confrontare le fucilazioni italiane con quelle inglesi. Gaspari e Pertoldi hanno indagato su Pradamano. Da più parti, insomma, storici più o meno professionisti, spesso legati ai territori, hanno sentito il tema, a dimostrazione che il tema cominciava a radicarsi. Settimo tempo. Su queste basi il centenario della Prima Guerra Mondiale avrebbe potuto rappresentare un momento di approfondimento storiografico delle ormai già più note vicende. D'altronde all'estero governi nazionali si rivolgevano a storici proprio per indagare su temi come questo, sino ad allora ritenuti delicati. Insieme e dietro le parole di Jospin citate da Crains ci stava un rapporto di ricerca di Antoine Pro, che è il più grande storico francese di questi temi, vivente, diciamo così. Prima nel 67 c'era stato il volume di Pedronzini. Quindi altrove i governi, le istituzioni si rivolgevano agli storici. In Italia no. Era proprio questo il proposito da cui ci siamo mossi come allora, nel 2014-15, Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto e il Centro Interuniversitario di Studi di Ricerche Storico-Militari, che è una struttura che presiedo e che raccoglie chi nelle università lavora in storia militare, promuovendo in maniera tempestiva per il maggio 2015, qualche mese dopo che le iniziative centenarie avevano preso il via in tutta Europa e non solo, e proprio il convegno si tenne qualche giorno prima del 24 maggio 2015, per organizzare, come dicevo, un convegno di studi e dibattito che aveva trovato l'appoggio della stessa Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, con la presidenza di Agostino Giovagnoli al tempo. Per la prima volta, sottolineerei per la prima volta, si invitavano in Italia studiosi di altri paesi a parlare dei fucilati degli altri paesi, cioè si faceva quell'introduzione comparata che io ritengo necessario. Per la prima volta erano presenti assieme storici e militari, per la prima volta discutevano assieme storici e militanti della memoria. Il convegno, a differenza di altre iniziative, partiva dalla consapevolezza che molto rimaneva ancora da fare e auspicava l'approfondimento da più parti della ricerca. Non sta ovviamente a chi parla a giudicare il valore scientifico di quella giornata, che comunque la si giudichi, credo, è stata la prima specificamente dedicata al tema. Farò qualche indiscrezione. L'iniziativa non doveva essere fine a se stessa. Era il risultato di una riservata e attenta preparazione. Fu di fatto attorno a questa giornata, alla sua preparazione, che si tennero a Palazzo Difesa a Roma importanti riunioni di alto livello che avrebbero dovuto preparare il terreno per un finanziamento di queste ricerche e per un sostegno istituzionale ad esse. E proprio visto che stava preparandosi quel seminario, in ambito difesa era nato in data 16 ottobre 2014 un comitato tecnico, da un nome un po' ellittico, lo studio del fattore umano, presieduto da Arturo Parisi, già Ministro della Difesa e molto ascoltata dalla Ministra allora in carica Roberta Pinotti. Alla Ministra Parisi presentava i risultati dei lavori del Comitato riservato proprio alla vigilia, fatto cioè da militari.
proprio alla vigilia dell'incontro di Rovereto il 10 marzo 2015, suggerendo di passare la mano agli storici. La ministra aveva ordinato che gli uffici storici studiassero i fucilati, segnatamente l'ufficio storico dello Stato Maggiore dell'Esercito. Un accordo bipartisan, insomma, alla vigilia di quel convegno di Rovereto si profilava. Non è un mistero invece che l'iniziativa di Rovereto e soprattutto quelli che avrebbero dovuto essere i suoi naturali sviluppi furono non arginati, ma bloccati da veti opposti. Da parte dei militanti della memoria il tempo impiegato nella ricerca e con la ricerca dovette sembrare perso di fronte ad una realizzazione legislativa che a loro, direi erroneamente, sembrava a portata di mano. Da parte delle istituzioni invece si dovette temere che scavare negli archivi avrebbe potuto riesumare proprio all'inizio del centenario altri fastidiosi scheletri del passato. L'Associazione degli Storici Contemporaneisti, dal canto suo, non appoggiò l'iniziativa, dedicandosi invece ad una denuncia imprecisa delle inaccessibilità degli archivi militari. Insomma, tutti fecero perché non se ne facesse niente. Sarebbe errato sostenere che scientificamente negli anni del centenario non sia stato fatto niente oltre al blocco del seguito del convegno di Rovereto. Però quella vicenda rimane per me significativa e di fatto anticipava il blocco dell'iniziativa memoriale poi perseguita alle Camere. Ovviamente, altro fu fatto al tempo del centenario. Chi sapeva ha scritto, ha continuato a scrivere, ha approfondito o ha ripetuto. Guerrini e Pluviano sono quindi ovviamente intervenuti più volte sul tema in sede sia nazionale che internazionale. Ricordo alcuni interventi reperibili online in francese nell'osservatorio messo su da Offenstadt, che era uno studioso parigino di queste tematiche. E c'è stato dell'altro. Assai opportunamente, già nel 2015, Lucio Fabi ricordava che il vittimismo rivolto ai poveri soldati, un accento non infrequente nelle narrazioni sui fucilati, non conveniva sempre alla storia vera della guerra italiana e ha raccontato la storia delle fucilazioni di Villesse, quando erano stati gli italiani a fucilare. Proprio sul tema di cui qui si parla, cioè su Cercivento e dintorno, gli atti di un interessante convegno udinese del 2016, più volte ricordato, sono stati raccolti a cura di Santini e Zannini con interventi di alcuni fra i più esperti ricercatori. E poi altri ancora hanno lavorato. Lorenzo Cadeddu ha criticato le pagine dedicate da Lusso alla decimazione, Giulia Sattolo soprattutto ha preso di petto le vicende della Brigata Catanzaro, un tema che qualche anno prima aveva trovato attenzione anche nella forma di un fumetto. Daldin ha cercato di inquadrare tutto quanto, di un interesse crescente sono dimostrazione nello stesso anno di addirittura 2 versioni dello stesso vecchio racconto di Silvio Villa del 1919, una a cura di Franco Corleone per la Società della Ragione e l'altra a cura di Francesco Durante per una casa commerciale, una casa editrice di livello nazionale. Il tema poi è entrato nelle pubblicazioni più ampie sulla memoria della guerra in Italia, esemplare il grosso e fondamentale volume ormai di Quinto Antonielli su 100 anni di memoria. Insomma, l'eco è cresciuta durante il centenario. Per quanto sinceramente sarebbe oggetto di discussione se quanto è stato pubblicato in anni centenari, a parte credo la ricerca di Sattolo, ha fatto fare imperdibili passi in avanti nelle conoscenze, quali quelle contenute nei 2 primi volumi di Guerrini e Pluviano. Il fatto è che, persa per reciproca cecità e opposti interessi l'occasione di far partire una serie di ricerche finanziate e coordinate, poco è stato fatto di nuovo a livello di conoscenze scientifiche. Questo mentre invece a livello internazionale, proprio negli anni del centenario, storiograficamente e di conserva politicamente, si compivano atti assai importanti. Ha scritto bene, simpaticamente, Pluviano quando ha detto che l'Italia, che era partita col botto, si ritrovò di nuovo ultima, o quasi. 8° tempo della ricerca. Passato il centenario, un centenario di qualità, di quantità prima che di qualità, un ulteriore passo in avanti, finalmente una sistematizzazione si è avuta nel 2019, quindi cronologicamente fuori dal centenario. Di nuovo a Guerrini e Pluviano si deve l'edizione quasi filologica della relazione di Tomasi e dei suoi allegati. Si è trattato, a mio avviso, del punto più alto delle ricerche loro e quindi di tutti.
Un testo da cui si dovrà partire per ogni approfondimento e che per molti versi integra e supera gli altri precedenti di questi due studiosi. Colpisce però che mentre questo si realizzava, l'apice della memoria pubblica nazionale, abbiamo detto la lapide, il picchetto, cambiamenti istituzionali, la legge udinese, cambiamenti istituzionali che prima non c'erano, oltre questi, nessun altro passo in avanti significativo sia stato fatto in termini di ricerca, come se già tutto si sapesse del primo, del secondo e del terzo cerchio di cui qui si sta parlando. Arrivo alle conclusioni. In termini di crisi energetica, oggi si fa un gran parlare di decoupling, cioè di disaccoppiamento. Personalmente mi sembra che proprio di disaccoppiamento fra ricerca e memoria la questione dei fucilati parli oggi in Italia. In Francia, intervenendo nella memoria pubblica dei fucilati per l'esempio, il governo, come ho detto, aveva chiesto l'intervento di Antoine Prot e creato una commissione che a seguito dei propri lavori ha rilasciato un'ampia e dotta relazione di storia. In Francia la memoria pubblica nazionale si è basata sulla storia. In Italia invece la memoria nazionale e locale è parsa voler quasi ignorare la ricerca storica, come se si sapesse già tutto. E sì che in Italia invece non abbiamo avuto né gli studi di Pedroncini, né quelli di Hofstede, né quelli di Bach, del generale Bach. Per chi conosce gli studi francesi, sono studi diversi ovviamente nel tempo e anche nel giudizio, però tutti importanti. E quando si era creata la possibilità di mettere centripetamente, con pacatezza ma con determinazione, tutti attorno a un tavolo, quasi tutti si sono alzati centrifugamente e si sono allontanati. Il risultato è ciò che abbiamo sotto gli occhi. Ricordiamo soprattutto la memoria nazionale lapidea nella più retorica ufficiale ma anche appartata delle sedi. Una lapide che iscrive come subordinata la memoria istituzionale dei fucilati in quella della manifestazione più retorica possibile, cioè quella per il milite ignoto. I fucilati quindi come militi ignoti. E che vede i fucilati come morti per reati di disciplina, che paiono quindi essere affermati, solo parenteticamente soggetti a giustizia sommaria. Attenzione, non si vuole qui gettare la pietra contro chi ha dettato il testo della lapide, ma forse se oltre che sensibilità politiche e istituzionali militari, anche gli storici fossero stati convocati per aiutare nella scrittura del testo della lapide, non sarebbe stato male. Ricordiamo che la normativa nazionale ad oggi manca, anche se siamo felici di avere una normativa regionale, quella in forza della quale siamo qui oggi, che potrà riaprire la strada della conoscenza se non sacrificherà la ricerca alla memoria, sulla base della consapevolezza che certo non basta una buona conoscenza storica per avere una norma e una memoria diffusa, ma che senza quella conoscenza storica tutto è più difficile e incerto. E Rovereto 2015, docet. Non è a voler imboccare questa strada una via semplice. Sarà necessario evitare ambiguità e spesso miopi e localistici calcoli politici. Sintetizzo una cosa che ho scritto con qualche dettaglio. A me stupisce che negli stessi giorni in cui si fermavano le iniziative per la legge memoriale per gli alpini, di fatto passasse la legge per il giorno del sacrificio alpino, che di per sé trovo anche ragionevole, ma questo è il giudizio del cittadino, non dello storico, ma che è stato appoggiato ad una data, a mio avviso, sciagurata, e ho potuto dirlo con tutta certezza in faccia al presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, il quale mi ha spiegato che quella data non è stata scelta dall'Associazione Nazionale Alpini, ma è stata scelta a livello politico. E negli stessi giorni si compivano tutte e due le cose, come se in tempi di larghe intese, come dire, si facessero passare cose piuttosto diverse. Non si tratta quindi però solo di evitare ambiguità politiche, sarà necessario, credo, assumere con forza la centralità della necessità della ricerca, senza escludere la memoria, ma essendo appunto chiari e non ambigui sulla centralità della necessità della conoscenza.
Conoscenza che sul tema in oggetto ha alle spalle importanti contributi, ne abbiamo sino adesso parlato, ma ha di fronte a sé un gran percorso da farsi. I fucilati sommari non si capiscono da soli, senza i fucilati da tribunali straordinari e senza i sottoposti alla giustizia regolare in generale non si coglierà mai il punto e l'interconnessione. I tre cerchi sono concentrici e sono fra loro ingranati. E questo nella realtà storica del tempo come nella situazione archivistica documentaria odierna. Non si può cercare i nomi dei fucilati se non si cercano i sommari, se non si guardano tutti i fucilati. Ovviamente non si può fare tutto, però si tratta di scegliere con attenzione quello che si vuole fare, tenendo conto di questa realtà che io definisco di cerchi concentrici. Si possono andare a vedere le carte, si possono andare a vedere le carte dei reparti, quelli con prevalente reclutamento regionale, se questo interessa la Regione Friuli, e vedere a partire dai reparti, a partire da tutti i procedimenti, a partire dall'analisi delle corti che hanno giudicato, cosa è successo. Non si può fare tutto, ovviamente, ma bisogna impostare bene quel poco o molto che si può fare. E badate che alcuni, proprio negli anni del centenario, hanno detto che era impossibile fare ulteriori passi avanti nella ricerca sui fucilati, è scritto. Io non credo questo, ritengo che una ricerca coordinata sui vari archivi della giustizia militare e delle istituzioni militari coinvolte ai suoi vari livelli potrà dare una visione più completa di ognuno e di tutti i tre cerchi concentrici cui abbiamo fatto riferimento e del loro reciproco ingranamento nella guerra cadorniana e in generale nella prima guerra mondiale italiana. Soffermarsi solo al più interno dei cerchi, i fucilati sommari per l'esempio, non permetterebbe di cogliere bene l'ingranamento della loro vicenda in quella più generale della giustizia militare della Grande Guerra italiana, gli altri due cerchi, e a sua volta di questo con il tipo di guerra che l'Italia liberale volle combattere, il cerchio ancora più grande, il quarto, diciamo, finendo per non permettere di comprendere nemmeno il cerchio più ristretto dei fucilati. In conclusione, ciò che ricaviamo da questo pur sommario sguardo intrecciato, retrospettivo ai cammini della memoria da un lato e della storiografia dall'altro sui fucilati è l'auspicio che questa volta, senza alcuna ambiguità di fondo, senza le urgenze della memoria e senza le omertà delle istituzioni, si proceda sotto la stella polare del metodo della ricerca storica. Altrimenti, devo dirvi personalmente, mi pare ovvio, mi pare quasi certo che tutto potrebbe ripetersi nella storia come di recente, scivolando però questa volta non dalla tragedia, diciamo nella farsa. E sarebbe un peccato. Credo invece che qui ci siano tutte le condizioni, da quello che sento dire, per far partire un progetto di lunga durata, come diceva il professor Kreins, basato sulla ricerca, che non escluda la memoria, ma che ponga al centro la necessità di porre un qualche rimedio a quello che alcuni anni fa non sapevamo e anche oggi ancora non sappiamo bene del tutto. Grazie.